Questa sera ho l'onore di avere con noi un relatore che agognavo da tempo, ma impegni reciproci non avevano mai dato questa opportunità. Si tratta di Marcello Pamio, che seguo da moltissimi anni col suo incredibile sito disinformazione.it, e il tema di questa sera è abbastanza scottante, visto che in Italia ogni giorno di questa malattia, o per la malattia o per le complicanze, muoiono 73 persone. Guarire dal diabete è possibile. A me piacciono i titoli un po' provocatori, volevo scrivere guarire dal diabete in 13 giorni, ma poi Marcello giustamente mi ha detto andiamo con calma. È possibile e questa sera siamo qui per dimostrarvelo. Io tra l'altro poi mi sono portata dietro 2 libri che ho in biblioteca da più di 30 anni e vi voglio leggere un paio di paragrafi perché in tutti questi anni i medici continuano a dire che non è possibile, le persone continuano ad assumere medicinali e poi vedremo che cosa invece si può fare. E, un po' di umiltà non starebbe male a nessuno, soprattutto a una classe di persone che tiene la vita delle persone nelle loro mani. Io sono uscita da questo sistema più di 30 anni fa, quindi cerco l'autodeterminazione e la sovranità sulla mia persona in ogni ambito, compreso quello sanitario. E ho imparato tante cose, sono guarita io, ho guarito i miei figli, tante persone che mi stanno intorno, condividendo le informazioni, hanno avuto una vita migliore. Quello che mi auguro è che ognuno di voi questa sera sia qui con sì la mente aperta e ricettiva, ma soprattutto con il cuore aperto, perché spesso le nostre remore, spesso le nostre chiusure non sono tanto date dalla mente, che può arrivare a capire determinate cose, ma proprio dal cuore, perché ti sembra fino impossibile che sia così. Uno dice ma no, ma non è possibile, allora si blocca. Invece cerchiamo di mantenere questi canali aperti e sentiamo che cosa ha da dirci Marcello questa sera, che ringrazio tantissimo di essere qui, e lascio che si presenti da lui stesso. Grazie. Prenditi tutto il tempo che vuoi, una breve pausa in cui faccio un paio di annunci e poi ci sarà la fase delle domande ad oltranza, finché non ci mandano via tutti. Grazie. Grazie a te. Allora. Beh, intanto grazie a Francesca, grazie per l'invito e mi fa piacere essere qui questa sera. Mi fa piacere vedere da un certo punto di vista tante persone, da un altro punto di vista non mi fa piacere avere tante persone, visto che andiamo a toccare un argomento molto delicato che ha a che fare con la salute umana, che ha a che fare con la salute di purtroppo 366 milioni di persone nel mondo. Questo è un dato così che vi snocciolo man mano andando avanti su un argomento delicatissimo qual è il diabete. Non credete neanche ad una parola di quello che vi dirò stasera, prendete tutto con le dovute cautele, con le molle, però vi dimostrerò che l'affermazione qui, che dal punto di vista giornalistico è impeccabile, perché c'è un punto di domanda, quindi guarire dal diabete si può. La risposta è sì, ve lo dico già in anticipo e ve lo dimostrerò poi anche portandovi qui con la testimonianza di sopravvissuti, tra virgolette, per la medicina, non accettati dalla medicina, perché oggi è medicina allopatica ufficiale, la medicina ortodossa. Chi studia all'università sa che il diabete è una malattia cronico-degenerativa incurabile, quindi mettetevela via, la cura per voi per tutta la vostra vita sarà un farmaco transgenico, quindi un farmaco che non esiste in natura, l'insulina, come tutti voi ben, almeno coloro che convivono con questo problema, sanno. Quindi mettetevela via. Per la medicina il diabete è incurabile. Però capita spesso e volentieri che quello che ci dice anche la medicina, che ricordiamo non è una scienza esatta, ricordiamolo sempre, forse spesso e volentieri capita che invece non è proprio così come ce la raccontano. E visto che noi abbiamo fatto già 4 congressi nazionali, e l'ultimo l'anno scorso ad Abano Terme, in provincia di Padova, abbiamo portato 1000 persone, relatori erano quasi tutti medici, tranne chi vi parla, che mi presento ora, mi ero anche dimenticato, io sono un divulgatore di igiene naturale, scrittore, un termine che, vabbè, lascia tempo che trovo, perché quando è che uno si può definire scrittore? Quando ho scritto 1, 2, 3, 4, 5 libri, vabbè, ho scritto 5 libri, quindi forse posso definirmi, tra virgolette, uno scrittore, e mi occupo di controinformazione da tanti anni.
Quindi il mio compito non è quello di vendere fumo se non libri, ma se è un peccato vendere libri siamo messi proprio male. Già il paese dei banane, cioè l'Italia, la cultura siamo allo stato del Ghana, e con tutto il rispetto per questo paese africano. Però, quindi vendo, semmai se uno vorrebbe dire ma tu vendi illusione, non vendo niente. Vi ho detto non credete neanche ad una parola. Io porto la testimonianza e non a caso con un gruppo di amici abbiamo fondato l'associazione oltreildiabete.it, quindi andate nel sito, troverete decine di testimonianze scritte, ma non testimonianze riportate nei libri scritti da qualcuno in America, piuttosto che qui del Veneto, e sono tanti, persone guarite completamente, anche qui dopo capiremo nei termini, persone che usavano anche da 20 anni l'insulina, quindi entriamo nel vivo, perché uno dice, beh, non è possibile. Prima ero di là e sentivo una signora che è entrata ed è stata sconvolta dalla locandina, perché la definizione è inaccettabile, mi ha detto è inquietante. Ed è vero da un certo punto di vista, perché noi cresciamo con il dogma, con la propaganda che un qualcosa non è curabile e quindi ce la mettiamo via. Si crea una credenza mentale e noi continuiamo a crescere con la convinzione che il problema non è guaribile, quindi meno problemi, c'è solo il farmaco. Ecco, spesso e volentieri, vi posso assicurare, non è così come ce la raccontano. E io non mi sto dando illusioni, non sono qua per vendere, ripeto, nulla. Vi sto mettendo in condivisione quelle che sono le mie conoscenze da sano, tra virgolette apparentemente sano, visto che non faccio esami, ecco, per voi. Poi potete prendere, cestinare, libero arbitrio vostro, di prendere le conoscenze che vi daremo, parlo al plurale non perché ho problemi di ego, ma perché poi darò la parola a persone guarite, che si sono tirate sulle maniche, e anche dopo 16-20 anni di insulina, ve lo dico che all'università, dopo 2-3 anni di insulina, il pancreas non dovrebbe più lavorare. Non è vero. Abbiamo casi oltre i 20 anni di utilizzo di droghe, cioè dell'insulina, a unità quali 80-90 unità al giorno, quindi molti di voi sanno di cosa mi sto riferendo. Quindi non sto parlando di diabete blandi da 10-12 unità al giorno, sto parlando di diabeti anche molto drastici, molto importanti, eppure, nonostante tutto, la natura è incredibilmente potente nella guarigione. Quindi quando si mette in atto un cambiamento del proprio stile di vita, che non vuol dire solo alimentazione, vuol dire alimentazione, mondo dei pensieri, aspetti spirituali, movimento corporeo, eccetera, l'organismo è in grado di guarire da tutto. Non ci credete? Mi dispiace per voi, io non do limiti alla natura, ok? E i casi ve li porterò. Prima però volevo ricordarvi del prossimo appuntamento che stiamo organizzando, sarà la prima domenica di ottobre, decisamente un altro argomento, però anche questo purtroppo molto scottante visto che interessa uno su due, siamo in tanti qua, quindi ecco, statisticamente è abbastanza, questo sì che è inquietante come argomento, però verrà trattato in una maniera molto particolare, quindi non sarà un convegno dove daremo dei percorsi uno meglio di un altro, semplicemente verranno portate delle testimonianze di persone che intraprendendo qualsiasi tipo di percorso, ufficiale e non, hanno ottenuto la guarigione. Quindi il tema centrale del convegno è la guarigione è insita nell'essere umano. E questa per me è una cosa meravigliosa. Tutto è nato da un libro del dottor Sergio Signori, purtroppo si vede veramente male, comunque ci sarò io che introdurrò la dottoressa Chiara Vassalli, esperta di nutrizione, che parlerà di nutrire il cancro o la vita, quindi toccheremo il tema alimentazione. Poi ci sarà il dottor Paolo Rossaro dell'approccio umanistico, quanto importante è avere un approccio umano invece che essere in una situazione asettica e dare una diagnosi a qualcuno che tante volte la diagnosi scava già la tomba. Quindi quanto importante è l'aspetto poi mentale e psicologico. Poi avremo un breve video sull'importanza appunto dei pensieri e delle affermazioni nella malattia e nella salute. Avremo il dottor Ennio Caggiano, altro medico di base, che ci parlerà di storia di ordinaria neoplasia, un po' di humor, non dico british, ma risate sotto il baffo, quindi toccare tematiche importantissime come gli screening, però da un punto di vista un po' più sottile. E poi avremo il dottor Sergio Signori, autore di quel libro che vi dicevo, e poi le testimonianze che le nostre, in questo caso stasera le mie saranno parole per qualcuno al vento, ma quando sentirete poi persone che hanno vissuto e stanno vivendo quello che voi vivete da decenni e che adesso non usano più nessun tipo di farmaco da anni, capirete che forse le mie parole inizieranno a prendere un po' più sostanza. Quindi guarire dal diabete si può, ve lo dimostriamo, qualche dato ufficiale è fondamentale per capire di cosa stiamo parlando, questo i medici dovrebbero soffermarsi.
e non prescrivere farmaci a go-go perché lo dice il protocollo codificato dalle case farmaceutiche. Guardate i dati della mortalità per diabete, si sa che non si muore di diabete, si muore tutto quello collegato e che sta dietro al diabete. Guardate, al 1866 il tasso di mortalità era 2 su 100.000 abitanti. Poi man mano che andiamo avanti arriviamo nel 2013, l'anno scorso, tasso di mortalità 57,8 per 100.000. Uno dice, beh, ma da 2 a 57, attenzione, stiamo parlando di un aumento del 3.000%. Adesso mi piacerebbe che ci fossero medici che mi dessero una spiegazione del perché è stato in solo 150 anni, a grandi linee, perché il diabete, parlo di mortalità, l'incidenza ovviamente, cioè il numero di casi, siamo lì, perché il diabete in un poco più di un secolo e mezzo è aumentato di un qualcosa che è spaventante. Questo sì che è inquietante, mi riferisco e mi rivolgo alla signora che è stata impressionata dal manifesto, che dico, siccome il caso non esiste, benvenuta questa sera, quindi forse sentirà qualcosa, magari spero per lei di utile. Come mai è aumentato del 3.000% in poco più di 150? Questa è la domanda cruciale alla quale bisogna rispondere, se no non capiremo niente, non mi possono voler dire che ogni 10 secondi muore una persona legata per patologie legate al diabete. Che cosa mi dice questo? Niente. Io invece inizio a comprendere che in un secolo e mezzo è successo qualcosa nella nostra vita che ha fatto sì che il diabete, da un qualcosa di raro, rarissimo, che colpiva pochissime persone, è diventata una pandemia vera e propria. Qui non è l'Ebola il problema, non è l'aviare, la SARS che ci prendono per i fondelli da anni, il problema è che nessuno ci spiega nel dettaglio perché il diabete è aumentato esponenzialmente. Cercherò di spiegarvelo io molto in sintesi, poi fuori troverete delle pubblicazioni più dettagliate. Sono entrate nella nostra alimentazione alimenti, tra virgolette, passatemi il termine, che c'entrano gran poco con lo stile di vita umano e sano. Sono entrati i grassi transgenici, quelli che vedete in alto a sinistra, cioè grassi che non esistono in natura, tipo le margarine, inventate nel periodo della guerra perché il trasporto degli oli liquidi era pericoloso e costoso e fastidioso, e hanno inventato un olio denso, solido, che non irrancidisce. Infatti la margarina potete lasciarla sul davanzale di casa per qualche millennio, neanche i batteri si avvicineranno, quanto è innaturale quel prodotto. Hanno aggiunto un atomo di idrogeno ad un olio e l'hanno trasformato in qualcosa di denso, solido. Però in natura non esiste la margarina. Mi dispiace per voi donne magari che fate le torte con margarina. Molto meglio il burro fatto con latte di vacca, che anche lì si può tranquillamente sostituire. Ma le margarine, consiglio molto spassionato, buttatele nel water. Avvelenerete un po' i pesci del mare, però meglio insomma rispetto alla salute della vostra famiglia. Quindi attenzione ai grassi idrogenati. E dove li trovate purtroppo? In tutte le merendine di tutti i supermercati del pianeta. Leggete le etichette e capirete. Poi qualcuno ha avuto la brillante idea di raffinare gli zuccheri perché? Per estetica, per convenienza, dal punto di vista commerciale, è più bello da vedere, dura di più, eccetera, eccetera. Però ha creato una sostanza che è una delle più tossiche in circolazione. Mi riferisco allo zucchero bianco, mi riferisco alla pasta Barilla, Buitoni, Motta e tutto quello che volete, cioè parlo di pasta e cereali raffinati. Ricordate che non esiste la Barilla in natura, neanche il mulino bianco. In natura esiste il cereale integrale, che è brutto da vedere, scuretto, impiega una vita anche a cucinare, però la natura è perfetta, noi siamo molto perfettibili e questi errori li stiamo pagando con la salute umana. Poi abbiamo abbondato, dopo la seconda guerra mondiale c'è stato per così dire il rimbambimento generale, quindi da un periodo di crisi abbiamo abbondato di alimenti che per noi erano veramente rari, perché quando qualcuno oggi mi dice la vera dieta mediterranea è questa di oggi, fa sorridere i polli, i suini, cioè sorridere per modo di dire. La dieta mediterranea è quella delle nostre nonne e bisnonne, quindi la carne era festa quando si mangiava carne, il resto era quello che la terra dava, legumi, cereali, frutta, verdura, ok? Erano rarissime le proteine di origine animale una volta. Oggi invece col grande benessere abbiamo iniziato a mettere dentro chili 300, ve lo dico anche con esattezza, in America noi siamo un po' meno, ma stiamo arrivando, 300 kg all'anno di media in americano. 300 kg sono quasi 1 chilo al giorno di media. Se calcolate tra il pesce e i vari affettati, eccetera, ecco, siamo alla follia. Primo perché non è più possibile mantenere un pianeta a questi livelli. Secondo perché
non è possibile mantenere uno stato di salute a questi livelli. Quindi ricordate gli stati di salute delle vostre nonne quando si arrivava a 100 anni senza l'Alzheimer. Oggi al 50 iniziamo già a avere barcollamenti e problematiche che saranno in crescita esponenziale, questo ve lo posso tranquillamente controfirmare. Tutte queste sostanze acidificano l'organismo umano. Un organismo in acidosi predispone il terreno a tutte le malattie, non solo al diabete, cancro in primis. Okay? Cancro vive in un ambiente acido, 5.5 se volete anche per la precisione, come pH. Quindi tutte queste sostanze che sono la base del nostro stile di vita predispongono e predisporranno a epidemie di celiachia, epidemie di diabete, epidemie di cancro, epidemie di malattie cardiovascolari, epidemie di malattie cronico-degenerative. Potrei fare un elenco che non finisce più, che sono quelle che stanno mietendo più vittime tra voi, me compreso, e tutti i parenti e amici che abbiamo. Quindi potete togliere pure la parola diabete questa sera, metteteci la parolina che volete. Okay? Guardate solo il consumo di carne, tanto per farvi capire i livelli, questi sono dati ufficiali, i livelli dall'inizio del secolo scorso, in piena anche proprio periodo fascista, in piene leggi razziali, si è passati da che cosa? Da un 19 kg all'anno a testa, pro capite, per italiano, siamo arrivati oggi a 101, adesso purtroppo siamo molto più in là, 101 kg a testa di media per italiano. Tenete conto che ci sono parecchi vegetariani e vegani, quindi c'è qualcuno che tranquillamente viaggia a 150-170 kg di carne all'anno a testa. Siamo a livelli veramente parossistici. Non ne parliamo del latte, che dall'inizio del secolo eravamo poco più di 30 litri, 34 litri di media a testa, tante persone non lo bevevano, e quindi sempre tenete conto che sono medie, siamo passati oggi sempre con un aumento del 200% gli ultimi dati siamo oltre 80 litri a testa di latte, sempre per italiano. Se sommo, vi posso assicurare che i dati sono veramente tanti, però semplicemente per farvi capire il trend in crescita esponenziale dall'inizio del secolo scorso, quando il diabete non esisteva, quando il cancro era raro, oggi 1 su 2 ha il cancro e il diabete ormai è una pandemia. Ormai ci sono diabeti, dovranno cambiare perfino il nome, perché il diabete tipo 1, che era il diabete infantile, cioè giovanile, che veniva ai bambini, adesso 30-40 anni. Io esco da una settimana che abbiamo fatto, dal 1° al 7 di settembre, ci siamo chiusi in agriturismo, io, un medico e 7 diabetici, di cui 4 col diabete tipo 1, ci siamo chiusi in questo agriturismo, li abbiamo legati, non sto scherzando, e abbiamo fatto una settimana di crudismo, tutti volontari, nessuno era stato sequestrato, nessuno è stato drogato. Ci abbiamo chiusi in una settimana di crudismo e abbiamo avuto dei risultati eclatanti. Adesso tuttora 2 col diabete tipo 1 non stanno prendendo insulina, neanche una goccia, e i risultati glicemici sono perfetti, vedremo andando avanti. Chiaro, una settimana è ridicola, quello potevamo fare, che potevamo fare i mitici 30 giorni come fanno in certe cliniche americane, però piuttosto niente, io sono sempre per il piuttosto. Bene. Un'alimentazione del genere, come vi spiegherò, mette in moto i processi organici facendo ripartire fegato soprattutto e pancreas anche. Però a me interessa farvi vedere il trend di quelli che sono i consumi italiani dalla fine dell'Ottocento ai nostri giorni. Aumenti, quelli che vedete sono in percentuali, aumenti nell'ultimo, che cosa? 100-150 anni di tutte le proteine animali, degli zuccheri, tutte sostanze che acidificano l'organismo. Queste dovrebbero porsi le domande i medici per cercare di capire. Non vedere il diabete e curarlo, tra virgolette, con un farmaco. Chiaro, in certi ambiti è fuori da ogni discussione che serve, però cercare di rispondere a queste domande è ancora più importante se vogliamo veramente ridurre l'incidenza ed eliminare il diabete, e vi posso assicurare che si può. Chiaro che se controllano le case farmaceutiche, come vi dimostrerò dopo, le principali società che dovrebbero curare il diabete, capirete che forse c'è un conflitto di interessi spaventoso. Guardate i cereali raffinati, tra le cose più deleterie nell'ambito del diabete, questi sì che predispongono il terreno al diabete, sono tutte le sostanze che iperacidificano l'organismo, squilibrano organi fondamentali come fegato e pancreas, predisponendo al diabete. Guardate l'aumento. Questi sono dati italiani, in un anno una persona media mangia 260 kg di sostanze
raffinate tra zuccheri e cereali bianchi. Ecco, quando io parlo di cereali bianchi intendo le varie paste Barilla, ma dico Barilla per dire tutti i nomi, non ce l'ho con Barilla, ce l'ho con tutte, quindi metto tutte nel calderone. Sto parlando di cereali raffinati che sono la stessa identica cosa che parlare di zucchero bianco, perché il cereale raffinato è uguale allo zucchero bianco e voi sapete bene dal punto di vista glicemico cosa vuol dire una bella pasta bianca con il sughetto che volete. Poco importa, sono cereali raffinati che sbilanciano pesantemente la glicemia. Spingono il pancreas a secernere insulina, che naturalmente magari non ce la fa, e quindi io devo correggere esternamente con l'insulina. Totale, se sommiamo le proteine animali che acidificano con le sostanze iperacidificanti come gli zuccheri, abbiamo che un italiano medio si cucca 500 kg all'anno, quindi stiamo parlando quasi 2 kg al giorno, di sostanze che predispongono a tutte le malattie. E dico tutte. Non è fuori neanche una in questo ambito, perché poi sentiremo Ermanno, dalla sua encomiabile esperienza di plurinfartuato salvato per i capelli, che cosa ha fatto? Adesso aveva l'altarino con tutte le pastiglie, adesso non prende più niente, seguito da cardiologi, diabetologi ed è perfetto, e ce l'abbiamo qui, quindi sentirete lui, non tanto le mie parole. Quindi sto parlando di tutte le malattie, anche cardiovascolari, cronico-degenerative. Bene, in questa situazione come possiamo pretendere di stare sani? Non è possibile, ve lo posso assicurare, è solo questione di tempo che si manifesterà qualcosa, dall'acciacco alla patologia più o meno seria. Guardate i cereali cosa subiscono dal punto di vista commerciale. Sapete, chi utilizza i cereali raffinati non sa che i cereali integrali, quelli brutti, scuri, che impiegano tanto tempo, hanno il brutto vizio di fare delle farfalline. È brutto vedere per casa farfalline. Bene, nella pasta Barilla la farfallina non potrà mai nascere perché il cibo è morto, mentre nel cereale integrale il cibo, essendo vivo, permette anche la nascita della vita, che sono quelle fastidiose farfalline che girano per casa. Benvengono le farfalline, lì c'è vita, l'altra parte c'è la morte. Quindi vengono raffinati esclusivamente per scopi commerciali, durano molto di più, non fanno le farfalline, esteticamente sono belli, poi nella nostra società dell'estetica deve essere tutto bello, candido. Questo è deleterio per la salute umana, è assolutamente deleterio. Quindi se volete fare dei passaggi importanti, iniziate a regalare ai vostri nemici tutti i cereali raffinati che avete in casa e iniziate a puntare verso i cereali integrali, sotto forma di pasta, perché adesso trovate di tutto. Avete la fortuna che quando sono partito io oltre 20 anni fa c'era solo pasta al grano, osceno come gusto, e come latte c'era latte di soia che sapeva da cimice. Qualcuno che ride ha capito a cosa mi intendo, a cosa mi riferisco. Bene, oggi avete la fortuna di avere che il mercato, avendo capito il business, e per fortuna, adesso punta su cereali integrali, quindi trovate farro, camut, quinoa, eccetera, eccetera. Trovate di tutto oggi, e per fortuna vostra. Però sta a noi capire questo, conoscere, ecco l'importanza di questi incontri, dell'associazione come quelle dove siete ospiti questa sera, che sono importanti per veicolare conoscenze. Dopo nel libero arbitrio voi potete uscire di qua e buttare tutto nel water, rimane un problema vostro, però almeno avete sentito qualcosa che forse, dico forse, potrebbe magari anche aiutare. Quindi evitate queste sostanze deleterie, che sono tutti i cereali raffinati, gli zuccheri, buttateli via, perché sono sostanze che, oltre trattate con sostanze chimiche inaudite come sbiancato con l'ossido di azoto, ossido di cloro e perossido di benzoile, nomi che ci dicono niente, per fortuna, meglio non saperli. L'ossido di cloro combinato con le proteine produce una sostanza, l'allossana, che nei laboratori di sperimentazione animale viene usata per indurre il diabete nei topi, nei criceti e nei vari animali, purtroppo da laboratorio. Chiaro? Una sostanza usata per sbiancare il cereale viene utilizzata nei laboratori di vivisezione per indurre il diabete negli animali. Oddio, forse c'è qualcosa che non torna. Bene, buttate tutto nel water, buttate via completamente tutti i cereali raffinati e puntate in cereali integrali. Ve lo ripeto, il cereale bianco non esiste in natura. Avviciniamoci un po' di più alla natura, visto che ci siamo allontanati tantissimo. Il cereale raffinato non esiste in natura e non esisterà mai. Poi loro sono così geni che prima ci vendono il cereale bianco, poi siccome siamo stitici, perché hanno tolto la fibra, perso tutto, prendiamo la crusca a parte per andare in bagno. Loro sono dei geni, noi un po' meno. Noi la crusca la prendiamo dal cereale integro, perché la natura ha contemplato, in natura non esiste la fibra, non esiste la crusca, in natura esiste il cereale integro che ha tutto, la fibra, le vitamine, i minerali, eccetera.
Il riso bianco viene spazzolato con glucosio, lo sapevate voi? Mi riferisco a chi ha il diabete, che il riso bianco viene spazzolato con lo zucchero tra i più deleteri nell'ambito della glicemia. Ok? Ecco qua, uno è bianco, splendente, candido, l'altro è brutto, scuro, impiega anche tanto tempo. Riso integrale, lo mettete in ammollo la sera nell'acqua fredda, lo cuocete il giorno dopo, impiega pochissimo, basta essere un po' avere delle conoscenze. È chiaro che se trovate il riso che impiega un'ora, non è il massimo dell'utilità avere un cereale che impiega così tanto, però basta sapere, tanto ci sono adesso risi che in 25 minuti cuociono. Se li lasciate in ammollo, impiega molto di meno, va bene? Fruttosio. Si sente spesso e volentieri nell'ambito, soprattutto anche nei centri antidiabetici. Fruttosio assolutamente sì, guai il glucosio, usate il fruttosio. Bene, il fruttosio ha delle problematiche estremamente importanti, che molto probabilmente non sanno neanche i medici, che però sta venendo fuori sempre di più. Quindi fruttosio sì o no? No. Il fruttosio, vi ricordo, non c'entra nulla con la frutta, anche se hanno usato il termine ad hoc, sono dei geni, perché uno dice ma il fruttosio derivato dalla frutta può solo farmi che bene? No. Il fruttosio oggi viene fatto a livello mondiale dal mais. Siccome il mais la maggior parte è transgenico, quindi attenzione perché l'amido di mais con fermentazione batterica viene prodotto quella specie di melassa che poi viene raffinata da quella polvere cristallina che vedete lì. Guardate lo zucchero invece integrale, non intendo quelli dei bar, intendo il panele, il mascobado, ha il colore marrone scuro, sembra che si muova anche quanto viva. Ecco, quello è il succo della canna seccato, poi frantumato, e avete quella polvere molto densa che non ha niente a che fare con lo zucchero che trovate nei bar. Lo zucchero nei bar è zucchero bianco messo in forno con la melassa, gli danno il colore marroncino, uno dice beh se è marron vuol dire che è integrale. No, non è marrone. Zucchero integrale costa parecchio perché potete capire il succo della canna da zucchero addensato e poi frantumato e avete questa polvere. Quindi attenzione, il fruttosio non deriva dalla frutta. Uno dice ma non ne frega niente che se non deriva dalla frutta. A me fa bene perché mi hanno detto che non alza la glicemia. Fa alzare la glicemia meno del glucosio, questo è vero, tecnicamente è vero perché viene sintetizzato e assorbito a livello di fegato e quindi alza meno la glicemia rispetto al glucosio. Quindi un dato positivo. Peccato che però gli altri sono estremamente molto più pericolosi come dati. Perché? Intanto vi fa alzare il livello del colesterolo LDL. Questo nessuno lo sa. A livello di fegato, nel lungo termine, il fruttosio vi farà lentamente, vedrete che i valori del colesterolo inizieranno. Chi va a pensare che è il fruttosio? Quasi nessuno. Fa alzare gli acidi urici, che sono quei pesantissimi acidi a seguito di proteine animali e poche altre proteine vegetali come i legumi, ma la maggior parte degli acidi urici sono derivati dal metabolismo delle proteine animali, quelle che poi una volta veniva chiamata gotta, che fa tanto male alle articolazioni soprattutto dei piedi, ma non solo, ginocchia, eccetera. Bene, il fruttosio fa alzare anche gli acidi urici, che poi se non li buttate fuori andrà a depositarsi nelle articolazioni, quindi avete problemi articolari. Fa alzare i livelli dell'acido lattico, non entro nell'ambito che è meglio. Questo invece è interessante per voi. Il fruttosio rende i recettori dell'insulina, quei recettori che sono all'esterno delle cellule, meno sensibili e quindi aumenta l'insulinoresistenza. Questo è il paradosso. Alza meno la glicemia del glucosio, ma nel lungo termine voi diventerete insulinoresistenti. Quindi, magari il pancreas ha l'insulina, ma non serve perché non riesce ad arrivare ai recettori. Sapete meglio di me cosa vuol dire avere l'insulina, adesso ve lo spiego nel dettaglio con un'immagine, comunque la riprenderò questa. Aumenta l'insulinoresistenza, cosa vuol dire? Voi avete l'insulina, ma non vi serve per far entrare lo zucchero nelle cellule, quindi lo zucchero rimane in circolo. Riduce il metabolismo del rame, ma la cosa più importante è questa: con il fruttosio voi mangerete come dei tori, non vi blocca il senso della fame, ed è per quello che sono dei geni le case farmaceutiche e agrosementiere che mettono il fruttosio praticamente ovunque, anche nelle pappette dei bambini. Perché? Perché va a lavorare in certi ormoni delle leptine e non bloccando il senso di fame voi continuerete a mangiare. Di più, sempre di più, sempre di più. E non vi accorgerete minimamente. Grasso è bello, ci continuano a dire, e anche questo dipende dai punti di vista. Eccoli qua i grassi idrogenati che vi dicevo prima, le margarine, che purtroppo le trovate in tutte le merendine dei supermercati. Tutte. Quindi se proprio dovete
Fatevele voi le torte, i biscottini, fatevele voi, almeno sapete che cosa mettete dentro. Se ovviamente mettete dentro farina bianca, Barilla e margarina, ecco. Non vengono riconosciuti dall'organismo perché non è un prodotto che esiste in natura, la margarina. Ed è stata inventata di sana pianta nella seconda guerra mondiale. Qualcuno ha mai sentito parlare della dottoressa Catherine Kuzmin? Dai che qualcuno l'ha sentita, questo grande medico russo è stata una delle prime al mondo, tanto una delle prime a laurearsi in medicina in un periodo che non era dei migliori, ed è però stata la prima ad osservare che dalla seconda guerra mondiale in poi il diabete e le malattie tumorali cronodegenerative sono aumentate a livello esponenziale e una delle cause, secondo lei, ed ha azzeccato in pieno, è proprio la degenerazione e l'industrializzazione degli alimenti, cioè la raffinazione degli oli, la creazione delle margherine, okay? E poi l'aumento di proteine di origine animale, soprattutto carni, insaccati, eccetera. Dalla seconda guerra mondiale in poi, e se guardate le statistiche troverete che tutte le malattie da quel periodo hanno iniziato a salire esponenzialmente. Tutte. Guardate cosa fanno le margarine dentro. Vabbè, a parte i problemi circolatori, ve l'ho messo in giallo sottolineato. Creano problemi alle membrane cellulari, dove ci sono i recettori per l'insulina, ma guarda caso. Poi scatenano malattie autoimmuni, da leggere diabete tipo 1, che tecnicamente, ufficialmente è un diabete, però è una malattia autoimmunitaria, aumentano le infiammazioni e interferiscono con l'ormone del pancreas, uno dei tanti, insomma, ormoni, che è il più importante per voi, l'insulina. Uno dice, ma io non mangio, margarina non mi interessa, non ce l'ho in frigo. Leggete le etichette. Leggete le etichette perché viene utilizzato da livello industriale in qualsiasi prodotto, soprattutto quelli da forno, ovvio, soprattutto quelli da forno dolci, ma non solo. Quindi impariamo a leggere anche le etichette. Questi sono prodotti che vanno eliminati completamente dall'alimentazione. Completamente, se volete, se no non è un problema mio, insomma, ecco. Gelati, dolci, merendine, fast food lo usano a quintalate. Tanto costa pochissimo, dura un'infinità e permette di creare delle belle creme morbide, tipo i gelati, spume, eccetera, eccetera. Ecco qua il meccanismo che vi dicevo prima. Che cosa serve l'insulina? L'insulina serve a... Questa è la cellula. Noi abbiamo lo zucchero in circolo perché mangiamo carboidrati. Che cosa fa l'insulina? L'insulina è una chiave che entra nella toppa della cellula, all'esterno della cellula. La toppa è un recettore, cioè la toppa dove io infilo la chiave. Bene, io arriva l'insulina, mi trovo lo zucchero nel sangue, che lo vedete qua, il cervello invia l'ordine al pancreas di secernere insulina, perché? Perché lo zucchero è libero nel sangue. Lo zucchero non deve rimanere nel sangue, perché se rimane nel sangue è deleterio. Lo sappiamo benissimo tutti, retinopatie, problemi circolatori, problemi ai nervi, eccetera. L'eccesso di zucchero crea questo. E allora cosa fa il cervello, la natura perfetta? Libera insulina. Perché? Perché l'insulina arriva, apre la toppa, si apre la porta e lo zucchero entra dentro la cellula, lo vedete lì, alla destra vostra. Lo zucchero dentro la cellula poi produce energia e noi possiamo camminare, giocare, correre, parlare, fare tutto quello che ci serve. Cosa succede se nella toppa io ho problemi di grassi, margarine, grassi saturi animali, zuccheri che si incollano? Succede quello che viene chiamata insulinoresistenza, cioè io ho l'insulina perché il mio pancreas funziona, ne ho magari anche un minimo che è più che sufficiente per la mia vita, basta veramente poco, con un'alimentazione sana basta pochissima insulina per vivere bene. Chiaro che se mangio cereali 4-5 volte al giorno, ovvio che devo avere tantissima insulina, però io ho l'insulina, c'è nel mio sangue, perché il pancreas lavora, anche poco, un 20-30%, poco importa. Ma quando arriva nella toppa, la toppa non entra la chiave perché la toppa è bloccata. Qualcuno mi ha messo l'ATAC dentro il buco della serratura. Quindi la chiave non entra e lo zucchero non può entrare nella cellula. Ergo, io mi trovo in circolo l'insulina, che è un fattore di crescita cellulare, quindi occhio nell'ambito tumorale perché l'insulina stimola la crescita cellulare. E mi trovo anche lo zucchero in circolo che non entra nelle cellule perché io non ho l'insulina, non ho i recettori correttamente liberi. Questo è uno dei grossi problemi di tutti.
dal diabete tipo 2 soprattutto, ma anche nell'ambito di diabete tipo 1. Il diabete tipo 1, poi lo vedremo, ha più problematiche legate proprio alla produzione, perché c'è stato un danno o c'è tuttora un danno in alcune zone del pancreas ben specifiche. Però attenzione, perché questo riguarda tutti coloro che hanno uno stile di vita basato sulle proteine animali e i cereali raffinati. Quindi cosa devo fare? Ma non vendete nulla senza i pericolosi acidi grassi idrogenati? Sì, abbiamo le sigarette e avrei anche qualche dubbio nelle sigarette, Avrei qualche dubbio anche nelle sigarette. Questa battuta, questa vignetta simpaticissima che ci fa capire come i grassi idrogenati sono veramente ubiquitari, li trovate ovunque, anche e soprattutto se voi non lo sapete. Adesso che lo sapete, mi auguro che da domani un'occhiata, non dico diventare talebani, però un'occhiata alle etichette, quando leggete acidi grassi idrogenati, lasciatelo lì, lasciate che lo compra qualcun altro. Non sono nata acida, è la gente che mi ha cambiato il pH. Questo rientra in tutti quelli che abbiamo appena visto alimenti, passatemi il termine, io non li considero alimenti, comunque proteine di origine animale. Tutti i cereali raffinati e gli zuccheri. I grassi idrogenati, che cosa producono? Producono un eccesso di acidi metabolici, cioè iniziamo noi a produrre acidi nell'organismo, chiamateli urici. Chiamateli lattici, non importa. Tutti questi acidi predispongono il terreno a tutte le malattie, come ve l'ho detto. Io non posso entrare nel dettaglio perché solo per parlare di acido base potrei parlarne per 7 ore, qui, senza problemi. Però so che dovete andare a letto, anch'io. Predispongono il terreno a tutte le malattie, ve l'ho detto prima in passant, il cancro vive in un pH 5.5, in un pH a 8 le cellule tumorali, per esempio, non possono esistere. Quindi è chiaro che se noi continuiamo a produrre acidi metabolici perché il nostro stile di vita è innaturale, noi chiaramente, non è detto che ci venga, ci mancherebbe altro, ma chiaramente predisponiamo il terreno in una situazione non ottimale. Se in tutto questo ci mettiamo dentro anche lo stress, lo stile di vita, le ansie, le preoccupazioni che noi abbiamo dal punto di vista lavorativo, familiare, eccetera, è chiaro che aumentiamo sempre di più l'acidità, cioè il pH continua sempre più a scendere. Sapete che quando il pH scende vuol dire che siamo più acidi rispetto al pH che si alza. Ecco, che cosa avviene nel nostro organismo quando col nostro stile di vita provochiamo un aumento dell'infiammazione? Avviene un sistema interessantissimo, perché le ghiandole surrenali secernano un altro ormone che si chiama il cortisolo, che non a caso è definito l'ormone dello stress. Quindi quando siamo sotto stress, il cortisolo inizia a circolare nel sangue. Che cosa produce il cortisolo? Guardate, aumenta della glicemia, l'errata distribuzione del grasso adiposo è a panza, è a pancetta, che è un grasso molto particolare perché ha un'attività ormonale che va a inficiare anche nell'ambito del diabete. Attenzione che il grasso addominale non ha niente a che vedere col grasso dei glutei. Il grasso addominale è molto sensibile nell'ambito del diabete, quindi attenzione. E in più aumenta l'insulinoresistenza, quindi siamo già in insulinoresistenza perché il nostro stile di vita alimentare soprattutto ci induce un'insulinoresistenza e più sotto stress siamo, più cortisolo e più aumenta l'insulinoresistenza. Vedete che è il cane che si morde la coda e non se ne viene fuori, fin tanto che noi decidiamo di cambiare. Guardate qua che cosa produce l'acidificazione, solo una chicca tanto per capirci. Quello che vedete è un capillare nel fegato, questa è la linfa, il verde. Guardate il globulo rosso, ha una dimensione piccolissima che in certi capillari passa uno alla volta, si mettono in fila indiana e passano nel capillare. Okay? Quando il pH dell'organismo si acidifica, cioè diventiamo sempre più acidi, succede che cosa? Che i globuli rossi perdono la caratteristica, la loro elasticità, diventano sempre più rigidi, diventano dei dischi tipo frisbee, come quello che vedete, rigido. È chiaro che se a un certo punto il capillare si stringe e il nostro sangue, invece di essere libero di scorrere con i globuli rossi tra loro staccati, ma inizia a essere una roba del genere, dove i globuli rossi sono tra loro appiccicati, incollati perché abbiamo zucchero, sostanze che non dovrebbero esserci nel sangue, è chiaro che qui i globuli rossi si incollano tra di loro, non passano nel capillare e in alcune zone del nostro corpo non arriva il sangue. Se non arriva il sangue, l'organismo va in un sistema di allarme, va in fermentazione in quella zona perché non arriva l'ossigeno tramite i globuli rossi e partono dei processi anche neoplastici, cioè tumorali. Ma questo è un altro discorso, è meglio che non entra. Però attenzione, perché quanto più ci acidifichiamo, tanto più tutto l'organismo assume una configurazione del genere. Poi qualcuno
genio, arriva e ci dà, ma nessun problema per un sangue così. C'è il Coumadin, spirineta, fluidificante. Mi scusi dottore, ma perché io ho il sangue denso, più denso di una persona normale? Non mi faccia queste domande. C'è il Coumadin, Moega e basta. C'è la soluzione per ogni problema. Peccato che però andiamo a capire perché il mio sangue è denso, coagulato. Noi non ci poniamo certe domande, la soluzione è sempre bella pronta, ma come tutte le cose belle pronte ci sono anche gli effetti collaterali di tutto ciò che vi sto dicendo. Ecco, il sangue nostro dovrebbe essere così, globuli rossi distanziati tra di loro, liberi di scorrere, passare per tutti i capillari, non bloccarli perché è incollato, e questo è lo stile di vita nostro. E poi me ne parlerà Ermanno, dal punto di vista proprio delle malattie cardiovascolari, non intendo robetta, intendo infarti veri e propri. Quindi, altro esempio banale, quando il nostro pH del muscolo cardiaco va tra 6,5 e 6,4, possiamo subire un infarto. Guardate quanto importante è il pH dell'organismo, cioè la nostra acidità. E quello che vi ho detto prima sono tutti alimenti che vi acidificano, tutti. Ci mettiamo poi anche lo stress, che è un potente acidificante. Il pH del tessuto connettivo è 7,1, 7,25, anche qui se iniziamo a scaricare troppi acidi alimentari, il tessuto connettivo che costituisce l'intero organismo non permette più lo scambio tra i vari liquidi, tra i vari tessuti e abbiamo problematiche veramente serie, non solo del tessuto connettivo ma di tutti gli organi. Quindi quanto più il nostro pH tende all'acido, vedete sotto il 7, che il 7 è l'equilibrio, 7 il nostro sangue è più o meno qua, 7,365 è il pH del nostro sangue umano e la natura è perfetta. Siamo noi che non capiamo nulla della natura. Quanto più ci abbassiamo, tanto più tutto il sistema salta. Gli organi possono bloccarsi, andare in blocco i vari organi e in più il sangue diventa sempre più denso, tutti i liquidi diventano sempre più densi, il muco, i liquidi tipo la linfa, eccetera, eccetera. Quello che non riescono a eliminare reni e vescica lo deve fare l'intestino. Sì, ma se mangiamo pasta barilla, l'intestino, ragazzi miei, non funziona. Ciò che non riesce a fare quest'ultimo, l'intestino, 9 persone su 10 che io conosco e vedo sono stitiche intendo non andare almeno 3 volte al giorno in bagno, devono farlo i polmoni, ma noi usiamo sempre meno i polmoni, non ci muoviamo, respiriamo sempre di meno. Se tutti questi non riescono a eliminare, deve intervenire l'organo più grande che noi abbiamo, la pelle. Se anche questo non ce la fa, vabbè, iniziamo a scavare. Questo ha almeno 4.000 anni. Questa è medicina tradizionale cinese. Questi avevano capito tutto ancora noi quando zappavamo la terra sul serio. 4-5.000 anni fa ed è meraviglioso. Dopo tutto quello che vi ho detto, il risultato qual è? Eccolo qua il risultato. Abbiamo ragazzi sempre più obesi. Qui vediamo McDonald's, ma naturalmente li stiamo vedendo anche qua. Purtroppo li vedo anch'io. Abbiamo addirittura reso obesi anche i nostri animali domestici. Quello in alto a sinistra io non ci volevo credere, ma ho parlato con una signora che aveva il cane che gli misurava la glicemia e gli faceva l'insulina, mi è venuta la pelle d'oca quando ho visto una cosa del genere. Mi fa capire come noi stiamo scaricando sui nostri animali domestici le nostre magagne, perché non è possibile avere un cane diabetico, ve lo posso assicurare, non è possibile. Eppure lo è, eppure lo è. Qui noi, con il nostro stile di vita, stiamo scatenando anche nei nostri, tra virgolette, parafulmini, perché sono i nostri parafulmini, le nostre patologie, le nostre magagne. Ed è per quello che McDonald's ha ragione, questa teoria dell'evoluzione, stiamo andando verso il classico americano, cioè obeso, che prima li hanno ingozzati di zucchero, adesso hanno inventato l'aspartame, li stanno naturalmente smagrendo con il rischio di tumori e quant'altro. Bene, questo è il risultato odierno. Non sto dicendo che il risultato è la cotoletta a fiorentina, è tutto un insieme, mi raccomando. Guardate l'Alzheimer, 80 milioni di persone malate. Io non volevo crederci a questi dati, questi sono dati ufficiali che ho trovato in tutti i siti ufficiali americani, che tra virgolette sono i più considerati seri. 80 milioni di persone, quando l'Alzheimer è qualcosa che dovrebbe essere rarissimo, abbiamo invece una pandemia. Non ne parliamo del cancro, guardate i costi sociali, quasi 900 miliardi, si stupiscono poi di soldi che spendono per andare in guerra. Ogni anno è una guerra nell'ambito del cancro e naturalmente non vi dico chi qui ci guadagna. 15 milioni, stiamo parlando qui del diagnosticato il cancro, 1000 ogni giorno in Italia. Sarebbero 1160 ogni giorno, nuove diagnosi qui, non in America, qui su poco più di 60 milioni. Problematiche di cuore, un americano su 2 e una donna su 3.
Solo in America 500.000 muoiono per una coronanopatia, 1,5 milioni per attacchi di cuore, cioè tutte problematiche legate appunto al cuore, 3 milioni infarti silenti. Lo fanno, più o meno non se ne rendono conto, però lo fanno ogni anno. Ok? 5% della popolazione mondiale, gli Stati Uniti d'America, ma ogni anno i medici e chirurghi effettuano oltre il 50% di tutte le angioplastiche e bypass coronarici del mondo. Quindi è chiaro che anche da questo punto di vista qua McDonald's forse gioca un ruolo importante. Gioca un ruolo importante. C'è una bellissima battuta molto cinica, spietata, però ben rappresenta, fatta da un medico americano che dice sì, ma nell'euro che costa l'hot dog al McDonald's non è calcolato il costo del bypass coronarico dopo magari un tot di anni. Ecco, è spietata, però devo dire che non è così trascendentale. Questo è un problema serissimo, riguarda veramente quasi, si dice, 1 miliardo di persone nel mondo, ed è incredibile perché 1 miliardo di persone nel mondo hanno problemi legati alla sovrabbondanza di cibo e se andiamo giù 1 miliardo di persone nel sud del mondo non hanno neanche accesso, non dico al cibo, all'acqua. È il paradosso tra il nord e il sud, però vabbè. Là ecco qua i diabetici che forse ci interessano di più, 366 milioni oggi, a rischio 344 milioni, cioè ce l'hanno ma non lo sanno ancora, ma glielo diranno tra poco. Previsioni OMS, è bellissimo sapere questo perché quando dico ma cavolo l'OMS dovrebbe dirmi entro il 2030 diabete, un ricordo, non esiste più. No, dico ma entro il diabete 2030 quasi 500 miliardi di persone avrà il diabete. Quindi con tutto quello che ruota attorno di SCAI, detto proprio tra noi altri, ecco qua cosa ruota attorno. Io quando mi facevo i test per la scienza, per voi, che mi bucavo, quindi so cosa vuol dire, mi bucavo il dito con un glucometro e laghetto e ero andato tranquillamente in farmacia a dire una scatoletta di aghi e la ricetta, no, mi basta scatoletta di aghi, ma costano, scusi, sono aghi, cosa costeranno? 60 aghi, 60 euro. Sono rimasto così, ho detto, ok, grazie, andrò in un'altra maniera. 1 euro un ago, voi non lo pagate, paghiamo tutti quanti, Non sto dicendo a voi in maniera cinica, sto dicendo pensate cosa c'è dietro per le case farmaceutiche. 1 euro un ago, ne fate 5-6 al giorno, chi più chi meno, 3, 6 eccetera, pensate che solo negli aghi, glucometri, esami, insulina eccetera eccetera, stiamo andando verso il default economico, 500 miliardi di dollari all'anno. Dopo le malattie oncologiche il diabete è al secondo posto indubbiamente. Ok? Ogni 10 secondi una persona muore nel mondo per cause legate al diabete e 2 si ammalano ogni 10 secondi, quindi nel tempo di una serata come questa pensate quanti malati sono diventati tali e quante persone sono morte, non per diabete, mi raccomando, perché non si muore di diabete, si muore per tutte le complicanze legate a questa problematica. E veniamo a Big Pharma, l'Associazione Diabete Italia, a cui stiamo molto simpatici, soprattutto chi vi sta parlando, e per qualche articolo che ho scritto non capisco perché io non ce l'ho con nessuno, ma loro ce l'hanno con me. Vabbè, non ho problemi, sono un ambasciatore, quindi non dovrebbero portare pena, e invece ne portano. Perché? Perché si stanno rendendo conto che il terreno sotto i piedi sta vacillando. Abbiamo fatto 4 congressi, abbiamo portato guariti anche da diabete tipo 1, dopo 9 anni di insulina. Abbiamo portato 1000 persone ad Abano, questo purtroppo ha dato tanto fastidio, hanno fatto articoli su di noi, ci hanno tacciato di terroristi, ci hanno tacciato di delinquenti che portano alla tomba le persone. Non mi pare, insomma, ecco, di aver fatto mai nulla di male, però è chiaro che li capisco anche, li capisco benissimo. Però non capisco che loro dovrebbero essere le persone che dovrebbero aiutare voi a guarire, non lo fanno. Forse non possono farlo, direte voi. Non lo so, però nell'ambito della salute io sono più spietato di loro, perché quando c'è di mezzo la salute non si può far finta di non vedere. Per quello io veramente il dente avvelenato, non con la classe media, conosco tanti medici con la M maiuscola, per la maggior parte sono dottori, una laurea in medicina che non è essere medici con la M maiuscola. Cioè quando tu metti prima la persona va benissimo, quando inizi prima a mettere il business in scale allora non va più bene, ecco. Quindi mi viene in mente il giuramento di Ippocrate, mi viene in mente tante cose che è meglio non tirare fuori. Comunque l'Associazione Diabete Italia è fondata dalle società scientifiche di diabetologia,
Vi ricordo che in medicina non c'è nulla di scientifico, perché il medesimo farmaco a me può avere degli effetti completamente opposti rispetto a un altro, quindi non è possibile parlare di scienza nell'ambito medico. Puoi parlare di scienza in altri ambiti, non certo in quello medico. Però vabbè, società scientifiche, Associazione Medici Diabetologi, AMD e Società Italiana di Diabetologia, queste sono le sigle. Io semplicemente sono andato nel loro sito, non sono andato nel mio. Sono andato nel loro sito, ho visto, ma chi sono i soci che sostengono economicamente? Eccoli qua, li trovate tutte, ve li ho messe qua, sono tutte le case farmaceutiche che producono farmaci, insulina, aghi, glucometri, test, eccoli qua, tutti quanti. È chiaro che un articolo in cui ho scritto che forse ha dato un po' fastidio dire ma, cioè venite a guardare la pagliuzza nei nostri occhi, parlo dell'associazione Oltre Diabete, però non guardate, non la trave, ma guardate l'intera fabbrica di legname che avete nei vostri occhi, e cioè non potete venirmi a parlare di coerenza quando i principali sostenitori economici sono coloro che producono i farmaci. Perdonatevi, ma è un conflitto di interessi veramente vergognoso. E basta, chiudo perché tanto con loro io non ho assolutamente nulla, ognuno ha il suo karma, il suo destino. Cosa possiamo fare dopo che abbiamo visto tutto questo? E ci sarebbe tanto altro da dire, e vi consiglio, se volete approfondire, oltreildiabete.it, che è il nostro sito di riferimento, dove lì mettiamo tutte le nostre testimonianze, cioè tutte le persone che hanno fatto un qualcosa e hanno ottenuto un qualcos'altro, cioè la riduzione dell'insulina oltre la metà, oltre l'80%, e per tantissime persone totale eliminazione di non solo l'insulina per anni. Angelo non ha potuto venire, che è il presidente dell'associazione, ma lui è stato uno dei primi, ormai è 4 anni che non usa più niente, quindi non è una roba di ieri. Vabbè, ieri, adesso tornerà, gli dicono i corvi in camice bianco, naturalmente augurandogli che, naturalmente è una battuta, 4 anni che non usa più niente, e lui usava 80 unità al giorno di insulina, diabete tipo 2, però molto forte, perché 80 unità di insulina al giorno non sono poche, e per 12 anni di utilizzo di insulina a 80 unità al giorno. Ok? Facendo un periodo di crudismo, e cioè con un'alimentazione basata su alimenti vivi, crudi, energetici, vitali, che sono quelli che permettono di far ripartire fegato e pancreas, i due vostri organi più importanti. Ricordatevi che non è solo il vostro pancreas l'organo fondamentale, ricordatevi del fegato, che è l'organo che metabolizza gli zuccheri, ha un rapporto importante con i grassi, cioè metabolizza i grassi e anche gli zuccheri, che quando il vostro fegato non funziona, non è solo il pancreas che non funziona niente. È un organo che ha centinaia di caratteristiche, è l'organo che detossifica tutto il sangue ogni 4 minuti, è l'organo che gestisce i liquidi, gestisce il calore corporeo, è un organo miracoloso. Però se lo maltrattiamo ogni giorno con alimenti naturali, tutte le proteine animali, tutti i cereali raffinati, tutte le porcherie chimiche che troviamo dentro i prodotti, è chiaro che a un certo punto anche il fegato non ce la fa più. E quando il fegato non ce la fa, non è solo il diabete a fare la comparsa, può apparire di tutto e di più. Quindi cosa fare? Chiaro che se io conosco questo, e ormai gli studi medici ci sono, non ve li faccio vedere molto velocemente perché poi passeremo alle testimonianze e alle vostre domande. La ASL di Milano, questo è un comunicato mandato a chi? Non a Marcello Palmio, che non è nessuno, l'ha mandato alle società di diabetologia della Lombardia, se non erro. Sì, era quello della Lombardia, sì, di Milano. Consigliate le diete vegane nel diabete, perché oggi parli di vegano, oh, no, i talebani, no, ma stai scherzando, vanno in carenza. Sì, sarà. Comunque, le ASL di Milano consiglia ai diabetologi, consiglia, non è certo un obbligo, ci mancherebbe altro al medico che decide ed è giusto che sia così, in scienza se spera e in coscienza se spera, in coscienza staccato, mi raccomando. Dieta vegana, perché? Perché ci sono studi, eccoli qua, ve ne ho portati più di qualcuno, prevenzione del diabete, diete quasi vegane o mediterranee, e mediterranea non è quella che oggi noi consideriamo mediterranea, mi raccomando, hanno prevenuto o migliorato il diabete più delle classiche diete restrittive, sempre dati ufficiali. Guardate questo, pubblicato sulla principale rivista del diabete, quando? 2009, ridotto il rischio di diabete da parte di vegani e latto-ovo-vegetariani, pubblicate sulla rivista scientifica. Pierino Angela ce l'ha detto, forse gli è sfuggito, anche Bruno Vespa, non so, io non ho TV da anni, quindi non so se è ancora vivo e vegeto in TV, ma queste sono le notizie che dovrebbero dare. C'è speranza, e non lo dico io, non lo dice Oltre al Diabete, che potrebbe essere pensata come un'associazione di delinquenti, lo dicono gli studi medici.
Diete di un certo tipo, diciamo più che diete, regimi alimentari di un certo tipo, non solo prevengono, ma sono in grado di migliorare e curare il diabete. Ecco qua un altro studio, diabete mellito non insulito dipendente. Li trovate tutti su pubmed.gov, che è il principale database mondiale dove vengono pubblicati tutti gli studi. Questo, principi nutrizionali e raccomandazioni del diabete, e anche qui se andiamo avanti c'è la dieta vegana, vegetariana, riduce l'insorgenza del diabete. Tipo di dieta vegetariana, peso corporeo e prevalenza di diabete tipo 2, questo è stato bellissimo tra gli avventisti del settimo giorno, che è una comunità religiosa molto particolare, sono tra i più longevi del mondo occidentale, e loro per scelta non mangiano certi tipi, non bevono alcol, eccetera, eccetera. Hanno studiato e hanno visto che all'interno, oltre a avere una longevità non indifferente, avevano una bassissima mortalità per varie problematiche. E anche questo è uno studio molto bello pubblicato. Questi sono studi ufficiali, mi raccomando, non è roba fatta da omeopati. È che se questi non ve li vengono dati, voi non saprete mai nulla che il diabete, esistono studi che dimostrano che può essere migliorato enormemente e guarito senza tante problematiche. Guardate qua l'effetto della restrizione di frutta sul controllo glicemico in pazienti con diabete di tipo 2. Li hanno divisi in due gruppi, a uno è stato dato molta frutta, a uno è stato dato poca frutta. Guardate il risultato, cosa che dicono sempre nei centri, frutta, non sto scherzando, dal diabete, mi raccomando, fette biscottate del mulino bianco a mattina, un velo di miele o marmellata, follia pura. La frutta non crea nessun problema. Chiaro, se me la mangiate in maniera errata, la frutta, essendo ricca di zuccheri certo, ma avendo anche fibra, va rigorosamente mangiata lontano dai pasti. Lontano dai pasti, cioè a stomaco vuoto. E non avete problemi, ve lo dico per esperienza indiretta, non certo mia, però ormai sono decine le persone che abbiamo nell'associazione, sono centinaia i soci, ma quelli che hanno messo in atto e che sono guariti, ormai sono veramente diverse decine, la frutta non crea nessun problema nell'ambito del diabete, se viene mangiata in maniera corretta. Inizialmente potrete avere un alzo della glicemia normale, ma poi nel lungo termine la glicemia si abbassa. E questo è stato dimostrato da uno studio pubblicato chiamato EPIC, lo cercate in internet, lo trovate, questo è uno studio ufficialissimo, che ha visto che nel gruppo con più frutta la glicata si abbassava e anche il peso. Ma come? Ci dicono che la frutta fa ingrassare? Non dico niente che è meglio. Programma di nutrizione vegana è ben accettato e migliora la salute, la qualità della vita e la produttività lavorativa. Solo alcuni studi vi ho portato, ce ne sono a decine, che stanno confermando sempre di più quello che noi viviamo da anni. E quindi dopo tutto questo è logico che vi è in mente un certo personaggio che è un po' vecchiotto, però ancora attuale. Se qualcuno desidera recuperare la salute, prima bisogna chiedere se è disposto a sopprimere le cause della sua malattia. Solo allora potrà essere aiutato. Chi avrà mai detto questo? Non ditemi veronesi che vado via. Se mi dite veronesi io esco, mollo qua la conferenza e vado via. L'ha detto il padre della medicina, 2500 anni fa, un certo Ippocrate, il quale considerava l'alimentazione fondamentale nell'ambito medico e o terapeutico. Peccato che oggi hanno modificato, contestualizzato e stravolto il giuramento di Ippocrate che i medici facevano da parecchio tempo. Ok? Lei l'ha detto, io lo penso e lei l'ha detto. Non è possibile, gli dice il medico a una persona che va, quello che ci è capitato perché le associazioni c'erano a morte con noi, perché probabilmente tante persone dopo aver visto il congresso, aver visto le persone guarite dal diabete tipo 1, aver visto decine di persone guarite dal diabete tipo 2, è andato al centro diabetologico in buona fede, dottore, ho sentito che si può guarire cosa? Diabete, malattia cronico-degenerativa incurabile, si cura prendendo farmaci per tutta la vita. E il camice del medico è molto interessante. Ok, questo è il nostro sito. Abbiamo messo apposta una frase che per me è memorabile di Paracelso, questo non so neanche come definirlo perché era medico, filosofo, musicista, alchimista, era tutto, ma all'epoca erano tutto. Nessun medico può dire che è una malattia incurabile o l'ego umano perché gli ultimi non lo vedo. Nessuno può dirlo. Perché affermare è come offendere Dio, la natura e disprezzare il creato. Non esiste malattia, per quanto terribile possa essere, per la quale Dio non abbia una cura corrispondente. Questa ci siamo rispecchiati in pieno nella frase della nostra associazione.
perché noi diamo la speranza è sempre veramente l'ultima a morire, io credo fino all'ultimo. Naturalmente io posso credere tutto quello che voi volete o che io desidero credere, però è chiaro che siete voi che dovete fare il percorso, non certo io lo sto già facendo da sano apparente, però stiamo vedendo che chi si tira sulle maniche, come Ermanno, Angelo e tantissimi altri, chi tira sulle maniche e inizia a cambiare qualcosa, modificare il proprio stile di vita, nel diabete, nel cancro, malattie cronico-degenerative, tutto quello che volete, la guarigione è dietro l'angolo, ma è proprio dietro all'angolo. È che questo qui nessuno ce lo dice, siamo convinti che invece è incurabile, ce la mettiamo via e dico vabbè, è incurabile, sono stato maledetto dal Padre Eterno, me la metto via, c'è il farmaco che mi cura e continuo con i miei errori. Ecco, questo prima o dopo rischiamo di pagarlo. Non è che faccio l'oracolo o il corvo nero, semplicemente un dato oggettivo, perché vedo i risultati di uno stile di vita errato con l'utilizzo di insulina. E cioè sapete benissimo a cosa mi riferisco. Retinopatie, problematiche di circolazione, piede diabetico, problemi ai nervi, eccetera, 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 eccetera. Questo è un utilizzo non corretto del nostro stile di vita abbinato all'insulina. Quindi io non dirò mai, primo perché non sono medico e per fortuna, quindi posso arrivare fino a un certo punto senza alcun problema rispetto anche a medici che magari hanno più le mani legate del sottoscritto. Però io non voglio, non è che ho paura, io non voglio e non dirò mai a nessuno devi fare questo piuttosto che l'altro. Io semplicemente dico, guardate, ci sono delle persone che cambiando qualcosa hanno ottenuto questi risultati. Noi diamo solo la testimonianza che forse, dico forse, perché naturalmente prendiamo tutto con le molle, una strada c'è. Siccome c'è, la vediamo e adesso la sentirete anche, ecco, prendete tutto con le molle, potete approfondire, entrate nel sito, c'è tutto, le testimonianze sono tutte pubblicate, tutte quelle che noi abbiamo, alcune sono lì in fase di pubblicazione, abbiamo dati sull'alimentazione eccetera, trovate poi fuori le pubblicazioni per approfondire l'argomento, quindi oggi c'è tutto quello che vogliamo sapere. L'importante è conoscere un attimo come potersi muovere, perché quello che vi ho detto io per molti di voi, lo so già, per molti di voi è quasi fantascienza, lo so, lo era anche per me fino all'inizio quando io ho scoperto che si poteva guarire dal diabete. Però lo conoscevo dal punto di vista teorico, essendo un divulgatore di igiene naturale, poi ho trovato Angelo, abbiamo fatto l'associazione, poi è stato fuori Ermanno e poi a ruota tutti gli altri che hanno visto Angelo, hanno visto Ermanno e hanno detto ma cavolo, se ce l'ha fatta lui posso farcela anch'io. La discriminante è quella, volere è potere, cioè se io veramente desidero e voglio guarire, il percorso c'è ed è un percorso quasi prettamente alimentare, tenendo conto sempre anche degli aspetti più sottili e spirituali. Va bene? Qui dentro stiamo parlando fine 800, inizio 900 e metà del secolo scorso, qui dentro c'era già tutto. C'era già tutto, la cura per il diabete. E io ho conosciuto anche tante persone che frequentando questa cura e poi le varie scuole di igienismo sono guarite da tante malattie. Personalmente dal diabete non ne ho mai conosciute, perché io non è che abbia conosciuto chissà quante persone, ho sempre studiato per conto mio da autodidatta e poi fino a poco tempo fa, quando con internet abbiamo cominciato a conoscerci, eravamo solo delle entità separate, delle piccole enclave che adesso hanno potuto fare anche gruppo e divulgazione tramite questo mezzo che comunque rimane straordinario, anche se voi sapete benissimo che l'opera che portiamo avanti con l'associazione Salus Bellatrix è territoriale, quindi benissimo internet, però poi noi vogliamo condividere le informazioni con le persone tramite le conferenze. A proposito, non so se vi siete accorti, quella di questa sera è la numero 61 ufficiale, perché poi ne abbiamo fatte anche 2 o 3 extra.